il professor Bacchisio Porru, per una comunicazione rispetto alla sua grande esperienza di lotta per difendere i nostri paesi. Per un saluto. Io mi stavo chiedendo durante la mattina se non c'è un rapporto tra la quantità e la qualità della parola, anche perché il mio intervento in effetti doveva riflettere un tantino sul rapporto tra quantità e qualità nei servizi che non sono evidentemente servizi qualsiasi. Abbiamo detto che sono servizi quelli che eroga lo Stato, quelli a cui noi ci siamo riferiti, la sanità, la pubblica istruzione, l'assistenza sociale, servizi che derivano da una titolarità, servizi di cittadinanza, per cui la parte pubblica, secondo le leggi fondamentali nostre, la Costituzione e così via, in qualche modo si è impegnata ad erogare. Ecco, quindi io cercherò veramente in 2 minuti, perché non ho di più, di argomentare qualcosa. Avrei dovuto tentare di erodere la convinzione secondo cui la pubblica amministrazione può erogare servizi di qualità solo se la istituzione erogante ha una adeguatezza dimensionale. Cioè se si possono erogare servizi di qualità in presenza di istituzioni che non hanno una certa dimensione, che è concepita astrattamente a priori. Cioè se la scuola non è abbastanza grande può erogare un servizio di qualità, se non è abbastanza grande può erogare un servizio di qualità, perché voi comprendete che in una situazione di grandissima dispersione demografica noi non possiamo avere scuole come quelle che voleva Berlinguer. E io, che condivido la qualità della riforma, ho sempre contestato pubblicamente il fatto che Berlinguer sardo abbia presupposto una quantità dimensionale che lui ha anche indicato con leggi precise che potrei ricordarvi, ma allora ahimè è molto tardi. Cioè, Berlinguer parla di scuole che non siano sotto i 500 alunni, mediamente che non siano sopra i 900, e non è un'invenzione di Berlinguer. Sto andando davvero a braccio, perché se voi pensate alle riforme Bassanini, questo implicito lo hanno imposto a tutta la pubblica amministrazione. Ecco, evidentemente noi che viviamo in zone così demograficamente così sofferenti non possiamo accettare un'impostazione del genere, perché la chiusura generalizzata dei servizi non è stata una scelta come dire casuale, è stata una scelta intenzionale che è stata codificata e sancita da tutte le leggi di riforma della pubblica amministrazione, a partire dalla 142 del 90, che per esempio imponeva una logica dimensionale anche ai comuni. Pensate che i comuni in Italia, sapete che sono sopra gli 8.000, sono 8.000 e rotti, sotto i 10.000 abitanti sono la quasi totalità. Bassanini, la 142 diceva: se i comuni non hanno 10.000 abitanti, ai comuni non trasferiamo funzioni, compiti, competenze, eccetera, eccetera. I comuni. Che cosa hanno fatto gli amministratori locali in tutti questi anni, opponendosi alla chiusura degli ospedali? Sono venuti molti direttori generali, mi dispiace Franco Mula se non era tra quelli, oltretutto era direttore sanitario. Sono venuti a dirci che i piccoli ospedali andavano chiusi perché non c'era massa critica, e se non c'era una certa adeguatezza dimensionale non potevano erogare servizi di qualità, ergo si chiudono. Gli amministratori locali si sono opposti ed erano convinti. Sì, lo so bene che erano convinti. Si sono opposti, hanno impedito la chiusura di questi piccoli ospedali. Peraltro quegli amministratori sapevano perfettamente, io qua svelo un risultato che è il segreto di Pulcinella, una volta però così è, in un'azienda sanitaria vicini Uria, quella numero 3, ci sono 2 ospedali, uno proprio in là, nella Morlois, no? Con Nuoro, uno piccolo che si chiama il Delugno e uno più grande che si chiama il San Martino. Nonostante la conferenza dei sindaci chiedessero i bilanci separati per territorio ospedale, questo non si è mai ottenuto, non abbiamo ottenuto nemmeno a Nuoro.
non solo non si vedeva quanto si spendeva per i territori e quanto per gli ospedali, ma non si vedeva nemmeno quanto si spendeva per un ospedale piuttosto che per un altro. Così l'attivo per la funzionalità del Delogu veniva disperso nell'immenso passivo del San Martino. E sapete come? Guardate lassù. Dall'ospedale Delogu venivano preparati i pasti anche per il San Martino, che correvano in macchina, immaginatevi la qualità percepita, no? Correvano in macchina per essere serviti all'ospedale San Martino, in modo che costi di produzione del Delogu venissero dispersi. Quindi abbiamo difeso i piccoli ospedali e non mi sembra che i piccoli ospedali siano di per sé produttori di servizi non di qualità. Abbiamo difeso anche la medicina territoriale, questa purtroppo si è molto ridotta e non certo per merito degli amministratori locali quanto per molte spinte interne, perché di questo non se ne parla nella valutazione della qualità. A volte la qualità tecnica è quella che viene valutata specificamente dagli operatori e non sempre è come dire, in sintonia con l'interesse del cittadino utente. Non è solo la qualità percepita, no? Cittadino, io discuterei, se mi permette, visto siamo in chiusura e gli amici della CSS mi conoscono, io non avrei intitolato Zaccaridade per Zaccaridade, avrei intitolato, perché c'è un ricordo crociano in questo, no? Tecnicismo, l'arte per l'arte. Avrei detto Zaccaridade pro sa gente, ma nemmeno pro cittadino, pro sa gente, perché si parte dalla gente e si ritorna alla gente. E poiché Mario Meglio ha citato qualche filosofo, sapete dov'è questa tradizione? Ho dimenticato Croce. Sì, ecco, ma io volevo colpirla lì. Sapete dov'è questa tradizione, dove si annida questa perversa tradizione del rapporto tra quantità e qualità? Proprio lì, in Hegel, nella tradizione idealista e quindi liberale, che poi è transitata attraverso il pensiero liberale, la tradizione marxista. È vero o non è vero che si passava nel passaggio di quantità in qualità? Cioè, a un certo punto la quantità dimensionale produce qualità. Questo è un falso. Dobbiamo cancellare, gli amministratori locali devono completamente cancellare. I servizi vanno erogati a livello in cui il cittadino vive, è lì che vanno portati. E quindi in città avrai anche certe quantità dimensionali. Nel territorio in cui noi viviamo, ecco, i servizi vanno pensati per quella dimensione demografica, non per quella che è in testa il mio compagno di partito Berlinguer, ma per quella che ha in testa il cittadino che risiede nel territorio, ecco l'incentivazione alla residenza qual è. Allora vorrei dirvi, nella scuola è anche più aberrante, io lo esplicito, non vorrei, sono anche faccio il preside di mestiere, quindi come dire, controllo la qualità della riforma, quindi credo nella riforma dei cicli, credo che Berlinguer rimanga nella storia della scuola italiana, perché dopo Gentile è sicuramente quello che ha dato un maggiore impulso all'innovazione, la sta portando in Europa, ma sul dimensionamento credo che proprio non ha fatto il nostro interesse, non ha fatto l'interesse dei sardi, eccetera. Sul dimensionamento va riflettuto, anche perché, vedete, addirittura dopo la Bassanini si è imposto persino il numero delle scuole che ci dovevano essere in tutto il territorio nazionale. Questo certamente non è rispetto delle autonomie locali o niente. A livello ministeriale si è deciso che le autonomie dovevano scendere a 10.000 e con la riforma dei cicli, da 15.000 che erano originariamente, con la riforma dei cicli scenderanno ancora di più, perché di fatto la scuola media verrà coartata in questo scontro tra la primaria e la secondaria. E allora vi dico, come poi è stata gestita? Hanno deciso che le scuole devono essere tra 5 e 900 e che deroghe per gli istituti comprensivi, cioè verticalizzati, dovevano essere date concesse solo nelle zone montane, quelle più disagiate, nelle piccole isole e così via. Così non è stato. Prendete mi dispiace che sia andato Francesco, non era lui il presidente della provincia. Nel dimensionamento della scuola in provincia di Nuoro si sono prese cantonate inimmaginabili. Pensate che Orotelli, che è vicinissimo a Nuoro, ha una scuola che è molto sotto i 300 alunni, che era il limite minimo di dimensionamento.
Gli amministratori locali in quel caso hanno portato le popolazioni in piazza e hanno difeso la loro scuola, e a quel punto è stata fatta anche una deroga alla legge. Però in altre situazioni dove non sono stati abbastanza massimalisti positivamente gli amministratori locali, abbiamo degli istituti mostri nelle zone più montane della Sardegna. Abbiamo istituti comprensivi che sono intorno ai 900 alunni su 5 paesi, con 100 insegnanti, 15 plessi, vuol dire 15 unità di lavoro dove si fa didattica. Cosa fa un preside? Cosa coordina? Ho qui Franca Masuri che vive, è radicata a Fetti e si serve di servizi scolastici dell'istituto comprensivo di Tonara, che va ad inglobare Tetti, Tirana, Ovolta e Tonara, circa 700 alunni, 3x4, 12 plessi, 90 insegnanti. Cosa fa un preside? Quale coordinamento didattico può assicurare? E allora, dimensione, qualità. Sono migliori i servizi scolastici, partenza che può erogare l'istituto comprensivo di Orotelli o di Posana, che è abbondantemente sotto i 300, nonostante sia zona marina, o quelli che eroga l'istituto comprensivo, ad esempio, di Azzara, che coinvolge Sorogono, Azzara, Ortueri, Meana, Austisi, territori più montani della Sardegna. Quindi, attenzione, noi dobbiamo sfatare, perché nelle leggi di riforma della pubblica amministrazione vi è questo, come dire, questa concatenazione perversa tra quantità e qualità. Questa va assolutamente spezzata, altrimenti non solo non si offrono servizi di qualità, ma si continua a dare alimento a quella, come dire, a quella marea ormai che sta svuotando completamente l'interno. Io concludo presentandovi questo studio, l'Italia del disagio, investire sul bel paese, servizi territoriali diffusi per la competizione globale. Non l'hanno scritto gli amministratori locali della Sardegna, è una statistica che sul livello nazionale, uno studio ha fatto, guardate, il diavolo e l'acqua santa, la Lega Ambiente e la Confcommercio, che hanno scoperto esattamente le cose che vi sto dicendo. Hanno scoperto che addirittura sul territorio nazionale almeno un terzo dei comuni italiani è in situazione di rischio, oltre la metà per la Sardegna, oltre il 90% per la provincia di Nuoro. E la terapia è solo questa: il mantenimento e la riqualificazione dei servizi territoriali, siccome commerciali, secondo forme coerenti con le peculiarità del territorio, che devono rappresentare un investimento per il rilancio ambientale e economico di questi territori, non nell'interesse solo loro, ma di tutto il paese. Credo di aver finito.